Questo progetto uno degli intenti è mettere a disposizione delle agenzie spaziali, delle metodologie, degli approcci che in un futuro, si spera prossimo, possano consentire di realizzare degli habitat, delle unità abitative per poter prevedere degli insediamenti semi-permanenti sul suolo lunare. Questo è l'obiettivo dello staff di geoscienze dell'Università di Padova, guidata dal professor Luca Valentini. Il progetto di costruire strutture sulla Luna utilizzando materiale trovato sul nostro satellite è stato finanziato dall'ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana. Realizzare degli elementi strutturali da creare mediante stampa 3D per la realizzazione di basi spaziali. Adesso l'inchiostro che alimenterà queste stampanti 3D sarà costituito da, per l'appunto, un cemento lunare, un legante cementizio formulato a partire dalla regolite, cioè dal suolo lunare. La conquista della Luna passa quindi anche da Padova. Due i motivi principali per sviluppare questo tipo di costruzioni. Il primo è logistico, è infatti conveniente non partire dalla Terra con i materiali per costruire i moduli sulla Luna, ma trovarli proprio sul nostro satellite. Il secondo motivo è legato alla sostenibilità. Punto di vista della sostenibilità ambientale si tratta di leganti cementizi ottenuti dall'attivazione chimica direttamente di questi suoli lunari che rispetto al comune cemento Portland, normalmente utilizzato per costruzioni, sono caratterizzati da ridotte emissioni di CO2.